dopo un bel po' di tempo in realtà, ed eseguire un altro tutorial di un altro celeberrimo brano di Pino Daniele, Quando piove. Partiamo quindi con l'introduzione. Re maggiore in posizione standard, Re settima maggiore, Re settima. Allora, questo passaggio in realtà è un passaggio che da Re maggiore arriva a Re settima, muovendo sostanzialmente un'unica nota, che è una volta la tonica, una volta il Do diesis, settimo grado della scala di Re maggiore, quindi accordo di settima maggiore, e Do naturale, settimo grado minore della scala di Re maggiore, che genera un accordo di Re settima. Quindi il passaggio Sol maggiore, il terzo dito che va a prendere il Re naturale, quindi non questa posizione, ma questa posizione. Fa diesis minore, preso in questo caso solo con il barré, Mi minore. Nei live Pino Daniele tante volte utilizzava questo accordo, che non è un Mi minore, ma è un Mi minore nona, dove il Fa diesis lo prendiamo come seconda nota, quindi in questo caso il Mi minore viene identificato come Mi minore seconda, composto da Mi basso preso sulla sesta corda, Fa diesis preso sul quarto tasto della quarta corda, il Sol a vuoto, il Re sulla seconda corda, il terzo tasto, senza toccare il Mi cantino, quindi Mi, Fa diesis, Sol, Re. Si parte sul Si minore in posizione barré, secondo tasto, aspetta che piove, Fa diesis minore, Sol maggiore settima, quindi Sol maggiore che prende il Fa diesis, settimo grado naturale della scala di Sol, quindi, e lo va a prendere sul secondo tasto della prima corda. Quindi ricapitolando, aspetta che piova, l'acqua del folle va, e ritorna su Va, ritorna sul Si minore. Molti fanno questo passaggio. Siccome l'accordo successivo, tanto l'aria, è un Si bemolle settima maggiore, questo passaggio, oltre a essere poco fluido nel movimento, a livello musicale pecca di continuità, mentre l'accordo che prende Pino Daniele del Si minore è un Si minore settima, quindi qui sarebbe stato questo, ma con questa posizione è tutto molto più facile e anche più armonico, perché il Re preso sulla seconda corda del terzo tasto
rimane fisso, anche quando da Si minore si passa a Si bemolle settima maggiore. Aspetta che piove, Sol settima maggiore, l'acqua del fonne va, si prende questo Si minore qui, tanta l'aria sa da cagnà, poi va sul Fa diesis, ma poi e riprende, quindi aspetta che piove, Fa diesis minore, Sol settima maggiore, l'acqua del fonne fa Si minore, tanta l'aria sa da cagnà, e di nuovo, ma poi quando è chiova, Sol, l'acqua del fonne va, tanta l'aria sa da cagnà, e parte con il giro dell'introduzione, di cui parleremo meglio in seguito, specificando questo passaggio. Particolare attenzione va dedicata all'arpeggio della mano destra. Ci sono parecchie chitarre registrate nel singolo originale. Una chitarra è un'acustica, che semplicemente suona in strumming tutto il giro di cui abbiamo parlato fino adesso. Una in arpeggio, ci soffermiamo sulla parte in arpeggio, che è quella più caratteristica. Allora, dopo aver parlato e illustrato gli accordi che dobbiamo suonare con la mano sinistra, i suoi rivolti e le sue posizioni, parliamo della mano destra. Per quanto riguarda la parte di chitarra registrata in arpeggio, abbiamo questa figurazione: pollice, indice, medio ed anulare, rispettivamente sulla quarta, la terza, la seconda e la prima corda. Quindi Re maggiore, pollice, indice, medio, anulare, medio, indice. Quindi per tutti e tre gli accordi la figurazione dell'arpeggio è la stessa. Fin quando si arriva al passaggio. Il Mi della prima corda esegue la melodia accompagnato da tutte le altre corde che suonano all'unisono. Poi va avanti. Nel caso del Mi minore seconda, dove il Fa diesis viene preso come seconda nota, abbiamo questa figurazione: pollice sesta corda, indice che si è spostata alla quarta, medio alla terza e anulare alla seconda. Quindi, ricapitolando tutto, stessa cosa accade per il ritornello. In questo caso però si spostano le dita della mano destra, pollice in quinta corda,
indice, media, anulare, rispettivamente quarta, terza e seconda. Fa diesis minore invece rimane la stessa posizione, si sposta soltanto il pollice che va in sesta corda. Sol settima maggiore. Per far sentire la settima maggiore, il fa diesis del secondo tasto prima corda, dobbiamo cambiare posizione della mano destra. Pollice in sesta, indice, media, anulare, terza, seconda, prima. Quindi per la posizione di Si minore che abbiamo illustrato in precedenza, pollice, indice, media, anulare vanno in quinta, quarta, terza, seconda. E stesso passaggio quando si arriva al Si bemolle maggiore. E l'effetto bello è proprio questo. Spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto che vi sia utile per suonare, divertirvi e studiare. Vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per avere le notifiche dei nuovi video che saranno pubblicati in futuro. Continuerò a pubblicare video su Pino Daniele, ma per un periodo vorrei cambiare un po' tema, fare dei video tutorial su altri generi musicali o altri artisti, soprattutto su temi ed assoli di stampo rock. So che questo incontrerà il favore di molti utenti e spero di rivedervi ancora nel mio canale. Ciao! Di certa santità, ma noi non siamo al centro di ogni gravità.